Donne, donne, solo donne, tante donne. Cari lettori del quotidiano Le Piave, oggi siamo venuti a San Vendemiano, non potevamo perdere la Corri in Rosa. Eccoci qua, oggi si corre con il sorriso. Sì, il sorriso perché ci rimane solo quello oggi, però siamo qui per una causa meravigliosa e il sole uscirà. Ma mi dovete spiegare cosa avete in testa? Abbiamo denaro per le donne meno fortunate. Un bel selfie in compagnia? Certo, tra sorelle. Certo, veramente bella, merita. Voi sentite questa solidarietà tutta il femminile? Certo, avendo avuto anche dei casi in famiglia la senti più maggiormente. Buongiorno. Con questo tempo chi ve l'ha fatto fare? Ma non lo so, ma va bene così. Siamo donne, un uomo non l'avrebbe fatto. Anche con la pioggia, ma non si rinuncia mai alla femminilità. Esatto, assolutamente, bisogna. Sì, bisogna assolutamente, rosa, calzini coordinati, gonne. Le donne, tutte per la solidarietà femminile. E nonostante tutto sarà una bellissima giornata. Sicuramente voi non passate inosservate. No, noi siamo un gruppo di San Donà di Piave e il nostro gruppo si chiama di Rosa in Rosa. e partecipiamo ogni anno anche con questo tempo. Aldo Zanetti, Corri in Rosa è arrivata alla 6ª edizione, ma quando siete partiti non avreste mai immaginato un successo del genere. Assolutamente le donne sono grandiose, quando si muovono fanno un volano incredibile e una tira l'altra, anche quest'anno erano tante, erano quasi 6.000 iscritte, purtroppo oggi è quello che c'è, ma anche se piove noi e loro soprattutto hanno il sole dentro. Grazie a Corri in Rosa c'è un mammografo a disposizione delle donne. Sì, è presso l'ospedale di Conegliano, ha già fatto credo oltre 30.000 mammografie e l'associazione Fiorot che l'ha acquistato si aspetta ancora da noi che andiamo avanti giustamente come da accordo di contribuire al pagamento, siamo arrivati intorno ai 100.000 euro e quindi diciamo che la corsa è ancora lunga perché comunque non è così automatico riuscire a fare la cifra totale di 210.000 euro, ma comunque ci arriveremo, siamo alla 6ª edizione, questa è stata un'edizione bagnata ma io sono certo che per altre 3-4 edizioni avremo il sole sicuramente. Sonia Brescancin, pronta a correre? Sì, siamo pronte perché è una giornata importante, una giornata di sensibilità, di voglia di stare assieme, di creare relazioni, di condividere cose belle, anche cose meno belle e sicuramente il tema della salute vede i nostri ospedali e la nostra sanità con buone prestazioni, con risultati eccellenti, ma sicuramente è importante anche la relazione umana, il calore dei sentimenti e delle emozioni che soltanto le persone possono trasmettersi. Sindaco Dussin, per San Vendemiano è un grande orgoglio ospitare Corri in Rosa. Sì, certo, è la 6ª edizione, è un ottimo risultato, ha stimolato l'associazione di volontariato Fiorot e la Corri in Rosa poi per acquistare questo mammografo. Sono stati fatti tantissime analisi, quindi la prevenzione è partita, c'era già, ma voglio dire è stata rafforzata anche con questa iniziativa e tante altre si aggiungono. Quest'anno c'è questa novità bella, quel posto che cerchi c'è, ci ha dato l'opportunità di essere un po' più gentili e quindi con l'istituzione anche dell'assessorato alla gentilezza sicuramente ci presentiamo al meglio anche alle mamme, alle neomamme e ai neopapà che sono qua presenti. La mamma corre e il papà cambia il bambino in quanti secondi? In 20 secondi. No, non è d'accordo. Un minuto. Quel posto che cerchi c'è veramente? Sì, quest'anno c'è e San Vendemiano quest'anno ha voluto coinvolgerci per essere molto gentili anche con le neomamme e quindi abbiamo creato uno spazio accogliente per loro, riscaldato. Abbiamo visto che serve soprattutto ai neopapà perché le neomamme corrono. E allora loro che fanno il tifo vengono qua e possono accomodarsi. Naturalmente le mamme quando vengono qua per allattare possono trovare un posto caldo, c'è la papperia e lo spazio per essere accolte.
questo è il vero spirito della Corri in Rosa. Sì, siamo qui con il nostro gruppo Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone, il centro è di Sacile. Abbiamo portato le ragazze, partecipazione e integrazione. Vieni Serena che ti facciamo subito, abbiamo 2 parole da scambiarci. Serena, oggi non importava il risultato, però è stata una bella corsa. Sì, siamo qua per fare prevenzione, per promuovere il moto come prevenzione della salute. Bisogna fare, secondo me, tutti uomini e donne, almeno mezz'ora di cammino per 3 volte alla settimana. Questa è prevenzione e dobbiamo trovare il tempo e impegnarci per questo. Sei divertita e allenata? Sì, è stato bellissimo e più bello ancora sapendo che è per una buona motivazione.